Sono Paolo Aureli, sono un avvocato e mi pregio anche di essere il vicepresidente del Movimento Sardegna Zona Franca. Perché il sardo? Poita in sardu. Perché il sardo è la lingua dei sardi e rappresenta l'unica possibilità veramente per garantire la memoria storica di un popolo. Una volta che muore la lingua di un popolo, il popolo è morto. Il sardo attualmente non è nello statuto come lingua ufficiale della Sardegna, ma può esservi inserito attraverso la semplice modifica con l'aggiunta di un comma dell'articolo 13 del nostro statuto. Dico nostro perché io risiedo in Sardegna, quindi sono anch'io cittadino sardo. Questo perché? Perché lo statuto nella sua parte terza, è stato decostituzionalizzato, quindi le relative norme possono essere cambiate anche con una legge ordinaria e quindi non con una legge rinforzata. Il sardo andrebbe anche obbligatoriamente fatto parlare nelle pubbliche amministrazioni, andrebbero obbligate le pubbliche amministrazioni a rispondere al cittadino sardo anche attraverso la lingua sarda. Ma questo sarebbe la naturale conseguenza della immissione del sardo alla stregua della lingua ufficiale parlata in Sardegna con la immissione e la modifica dell'articolo 13 dello Statuto. Lo strumento della lingua sarda comune in realtà è un falso strumento, è il progetto per costituire una lingua che in realtà divide il popolo sardo, non lo unisce, perché è una sorta di esperanto, perché vuole unire attraverso uno stesso schema diversi idiomi sardi. L'indennità di bilinguismo. L'indennità di bilinguismo è atto dovuto. Nel momento in cui la lingua sarda viene istituzionalizzata attraverso il canone messo nello statuto, le amministrazioni pubbliche dovranno parlare la lingua sarda e dovranno anche rispondere in sardo, e coloro che dimostreranno di conoscere il sardo attraverso una procedura che dovrà essere certificata da un patentino avranno diritto ad avere l'indennità di bilinguismo, che insomma rappresenta un congruo riconoscimento mensile a tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione.